Catania. Bentornati in diretta nella seconda parte del nostro TG Sicilia. Apriamo la pagina del calcio. Il Catania ad sciogliere il nodo allenatore, la dirigenza rossazzurra ritorna al casting per la panchina Longo e Gorgone, i nomi più accreditati in questo momento. Il servizio di Marco Carli. Avanti un altro. Il Catania, recepita la virata di De Giorgio verso Empoli, deve chiudere con un'alternativa. Il progetto, che si vorrebbe biennale, non può ovviamente prescindere da una guida in panchina, da una rosa da modificare e da ringiovanire, alla ricerca di un'espressione di gioco migliore. E allora si guarda i nomi con l'obiettivo di risolvere ora un toto allenatore che sta diventando estenuante. Partiamo da Giorgio Gorgone, vice con Stellone in panchina in varie piazze, poi capo allenatore per 2 anni a Lucca e la scorsa stagione a Pescara in B, con una squadra in grande difficoltà che da debuttante ha provato a salvare con un mese di marzo super, ma senza riuscirci, crollando nel finale. Allenatore elastico, negli ultimi anni ha giocato a 3, ma a Pescara da febbraio ha virato sulla linea a 4. Calcio propositivo come quello di Emilio Longo, giocava bene il suo Picerno come il suo Crotone, soprattutto l'ultimo anno. Partito dal 4-2-3-1, l'ha cambiato in 4-3-3 dopo il mercato di gennaio, crescendo nella qualità del gioco. È stato vicinissimo al Foggia, ma ora le cose potrebbero anche cambiare. Sullo sfondo ancora Diana o Troise. Dopo 2 trattative arenate, il Catania cerca la terza strada con l'obiettivo di arrivarci il prima possibile, anche perché Varrà poi sarà chiamato ad un lavoro non facile sul mercato per l'alto numero di giocatori in rosa e per provare ad abbassare monte ingaggi e trovare qualche giovane interessante in una stagione che non è ancora partita, ma pare già complicata. Questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale per questa edizione finisce qui e non ci resta che salutarvi, ringraziarvi e augurarvi un buon proseguimento di domenica a tutti. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Auto invade la corsia opposta e travolge un gruppo di ciclisti alle porte di Palermo. Morta una donna rumena, feriti 2 compagni. Far West Catania ha ricostruito l'agguato con un ferito lasciato sanguinante per strada dopo una lite nella discoteca ex dogana. Altri 2 arresti per la sparatoria di Piazza Montania. Il video dello scontro a fuoco tra i rivali di uno stesso clan. Per terra 30 bossoli. La nuova mafia di Palermo sfida lo Stato. Dopo la visita di Piantedosi e gli annunci sulla sicurezza, continuano le richieste di pizzo. Primo giorno d'estate all'Arenella nel Siracusano, spiagge prese d'assalto. In settimana previsto un aumento delle temperature, ma sempre al di sotto dei 40 gradi. Il sindaco di Serra di Falco eletto a furor di popolo, anche se la legge siciliana non prevede il terzo mandato. Polemiche e critiche alla Lega che l'avrebbe consentito. La Catania dell'800 rivive nel Gran Ballo dei Viceré, crinoline e ventagli per l'esibizione nel Salone di Palazzo degli Elefanti a Catania.
Una storia importante per Messina, Ramazzotti conquista il pubblico siciliano, tutto esaurito allo stadio Franco Scoglio. Calcio, il Catania torna al casting per la panchina dopo la virata all'Empoli di De Giorgio. Longo e Gorgoni, nomi del momento in calo Diano. Buongiorno e buona domenica. Dunque, come avete sentito, un'auto ha invaso la carreggiata opposta e investito un gruppo di ciclisti. Una donna rumena è morta, 2 compagni sono rimasti feriti, è accaduto vicino Pioppo, siamo alle porte di Palermo. La vittima è appunto una donna rumena di 41 anni, Mirela Nicoletta Rusu. I superstiti hanno raccontato che durante una manovra di sorpasso in un tratto, fra l'altro di linea continua, una Fiat 500 condotta da Giuseppe Lucia di 38 anni ha invaso l'altra corsia investendo i ciclisti che erano diretti a Palermo. Sono stati disposti gli esami alcolemici e tossicologici sull'automobilista. E veniamo al Far West Catania con 2 diverse sparatorie avvenute a distanza di mesi che però hanno visto scontrarsi a colpi di pistola diversi gruppi rivali. La prima riguarda 3 arresti per la sparatoria avvenuta lo scorso 15 febbraio a Catania, durante la quale è rimasto ferito un 24enne, alla base un regolamento di conti per una lite scoppiata in discoteca. Emanuela Corsi. C'è una svolta nel tentato omicidio di un 24enne trovato riverso a terra e sanguinante da alcuni residenti in via Fava a Catania. 3 persone sono finite in manette, tra cui la stessa vittima. I fatti risalgono alla notte del 15 febbraio scorso. A monte della sparatoria ci sarebbe stata una banale lite tra giovani avvenuta all'interno della discoteca ex Dogana, durante la quale il fratello minore della vittima, vicino alla famiglia Santa Paola, e un altro minorenne, nipote dell'esponente di Cosa Nostra catanese, sono stati pestati da alcuni giovani di San Giovanni Galermo, vicini invece al clan Cappello Bonaccorsi. Appresa la notizia, il 24enne e altre 5 persone si sarebbero recate a bordo di 3 motociclette dal quartiere di San Giorgio in via Capopassero per regolare i conti. Ad attenderli il gruppo rivale che controlla il rione, tra cui 2 arrestati armati di mitra e Kalashnikov. Da lì è nato uno scontro a fuoco e un inseguimento. Sono le 3:40. In queste immagini delle telecamere di videosorveglianza vediamo le 3 moto, in una delle quali viaggiava il 24enne, inseguite dalle auto. In prossimità dello stadio Massimino, all'angolo con via Fava, il giovane scende dalla moto e si lascia cadere a terra dopo essere stato colpito alla spalla destra. Gli altri fuggono. Alcuni residenti hanno chiamato poi i soccorsi e la vittima è stata portata all'ospedale Garibaldinesima. Il 24enne è stato arrestato per detenzione di arma da fuoco, gli altri 2 dovranno rispondere anche di tentato omicidio. E altri 2 video che vi stiamo per mostrare hanno invece permesso di risalire agli autori di un'altra sparatoria. Questa è avvenuta qualche tempo fa in piazza Montana, sempre a Catania, alla base del conflitto dissidi interni al clan. Tonino De Mana. Salgono a 3 gli arresti per la sparatoria di piazza Beppe Montana avvenuta l'11 giugno scorso a San Giovanni Galermo. Approfondite indagini e la visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso di risalire agli autori del conflitto a fuoco pare innescato da fazioni interne al clan Cappello Bonaccorsi. In questa scena sembra di assistere ad un vero e proprio duello rusticano. Si spara, si risponde al fuoco e si rimane feriti. Nello stesso video si vede un altro protagonista che, arma in pugno, si destreggia per poi rifugiarsi dietro il chiosco bar. Quasi 30 i bossoli rinvenuti a ridosso della piazza. E da quella piazza, come in un film d'azione, si era allontanato il gruppetto in scooter con targhe occultate intercettate in via San Paolo dai carabinieri del radiomobile e della compagnia di Gravina. Durante l'inseguimento uno dei passeggeri è caduto dal mezzo lanciando in un terreno circostante una pistola calibro 9x21 con il colpo in canna risultata rubata. L'uomo indossava una protezione balistica rudimentale realizzata artigianalmente con libri, coperte e nastro isolante. Il bilancio dell'operazione di 3 arresti eccellenti, tutti legati, come detto, allo stesso clan. Il primo arrestato è accusato di tentato omicidio, porto d'armi ed evasione dai domiciliari. Nella stessa notte è finito in manette un minorenne rimasto ferito nel conflitto a fuoco e poi trasferito nel carcere di Bicocca. Infine, lo scorso 17 giugno, la squadra mobile ha rintracciato il terzo giovane che durante la sparatoria si era appostato dietro al chiosco bar. Non si esclude che altri giovani possano essere coinvolti nell'indagine che ha visto impegnati polizia e carabinieri.
Veniamo adesso agli scavi nel giardino della villetta dell'ex medico, un primario, Francesco Burrafato, arrestato come favoreggiatore di Matteo Messina Denaro. Da questi scavi sono saltati fuori beni archeologici e anche una pistola. Laura Spanò. Così come la famiglia Messina Denaro, anche l'ex chirurgo Francesco Burrafato, finito ai domiciliari su disposizione della Procura di Trapani, amava i reperti archeologici. Nella villetta di via Salita Sant'Anna, Erice, perquisita dal ROS nell'ambito delle indagini sulla rete di fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro, sono stati rinvenuti occultati nel giardino 35 tra elementi e frammenti litici di varie forme e dimensioni, 14 frammenti di selce, un vasetto miniaturistico frammentato in 2 pezzi, 31 monete di varie epoche, zecche e metallo, 2 punte di lancio e un orecchino in oro e perle. Accanto a questi beni c'era anche una pistola 38 Special marca Taurus Brasil con matricola, brasa e 12 proiettili calibro 38. Burrafato è indagato oltre che per favoreggiamento e procurato in osservanza della pena anche per detenzione di beni archeologici e arma. Nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto Burrafato non ha risposto. Per arrivare alla cosiddetta zona grigia, magistrati e investigatori di Palermo sono partiti da coloro che hanno fornito l'identità, hanno dato al boss la possibilità di curarsi, sono passati dalle amanti, dalle compagne fino ai familiari. Con Burrafato l'attività investigativa ha alzato il livello di ricerca delle complicità che hanno protetto il boss. Il medico è stato anche il compare di nozze della figlia maggiore di Messina Denaro, Rosalia, e Filippo Buttadauro. Un matrimonio da favola, racconta chi vi partecipò. La cerimonia si tenne alla favorita di Marsala, più di 700 gli invitati che banchettarono bevendo fiumi di champagne e cristal. Le nuove intimidazioni nel quartiere Zen di Palermo suonano come una sfida allo Stato e arrivano a pochi giorni dalla visita del ministro degli Interni Piantedosi. Manlio Viola. La nuova mafia di Palermo Nord sfida lo Stato e lo fa apertamente, senza arretrare di un millimetro. Sembra essere questo il messaggio lanciato con le 2 nuove intimidazioni che ieri nel quartiere Zen hanno preso di mira non grandi esercizi commerciali, ma i barbieri. Una bottiglia incendiaria con la richiesta di pizzo è stata lasciata davanti al barbiere dello Zen e a Total No Limit Look, di fatto i 2 saloni maschili del quartiere. Una richiesta estorsiva che difficilmente potrà essere evasa, visto che, a prescindere, 5.000 euro di pizzo richiesti ad un barbiere non sarebbero comunque sostenibili. Ma il messaggio è chiaro e gli annunci di nuove telecamere e dell'arrivo di rinforzi per le forze dell'ordine promessi durante la visita del ministro Piantedosi, gli arresti per la prima ondata di bottiglie e intimidazioni non fermeranno la recrudescenza del racket, che invece continua ad allargare l'area delle proprie intimidazioni. Un clima sempre più preoccupante, a fronte del quale però c'è un nuovo segnale di resistenza. Anche allo Zen gli esercenti denunciano subito. Una novità non da poco, visto che proprio durante la sua visita Piantedosi aveva lanciato un appello proprio alla denuncia. Una sfida dopo gli incendi dolosi che hanno distrutto ben 2 depositi auto della Sicily Bycar e dopo le sventagliate di Kalashnikov contro ristoranti e parcheggi, che lo Stato non può permettersi di perdere, perché significherebbe lasciare il controllo del territorio a questa nuova generazione di una mafia che non è mai cambiata nel mandamento della Piana dei Colli. È un imprenditore catanese da tempo trasferitosi in Lombardia, il pirata della strada che venerdì scorso in Versilia era fuggito senza fermarsi a prestare soccorso dopo aver travolto lo scooter su cui viaggiavano 2 ragazzi e uccidendo il 17enne Gabriele Martini. Dopo aver abbandonato il suo Range Rover, Luigi Giordano si è costituito ed è stato arrestato per omicidio stradale. Un 30enne, Giuseppe Maria Granata, è morto in un incidente stradale ad Alia sulla strada statale Palermo-Agrigento. L'uomo a bordo di un quad ha perso il controllo del mezzo che si è capovolto. I sanitari del 118 non sono riusciti a rianimarlo. E veniamo al primo giorno d'estate. I siciliani hanno preso d'assalto le spiagge. Oggi vi portiamo all'Arenella, una delle litorali più affollati del Siracusano, con Francesco Aloi. Adesso è estate, anche sul calendario. Ogni giorno che passa il caldo si fa sentire sempre più. E così, quando si ha una giornata libera, tappa d'obbligo è la spiaggia. Qui siamo all'Arenella, una delle più amate da siracusani e non. Bellissimo, per noi è la prima volta oggi. Ratatouille casalinga, prosciutto a melone, poi penne
a pomodoro. Finalmente è arrivata l'estate, c'è caldo, siamo qui in spiaggia, è bellissimo. Ormai la stagione è iniziata a tutti gli effetti, tra chi pensa ad abbronzarsi e chi invece si tuffa per trovare un po' di refrigerio. Certo, assolutamente, con questo caldo c'è un sacco di gente, però non ce l'aspettavamo sinceramente. Sicuramente il caldo c'è sempre come tutti gli anni in Sicilia. Questa volta comunque l'anticiclone africano non ha centrato la Sicilia. 34-36 gradi, le temperature più alte previste in settimana. Naturalmente quando si sta al sole la crema protettiva non deve mai mancare. E poi copriamo la testa e gli occhi con il cappello e gli occhiali e cerchiamo di consumare cibi ricchi di acqua. Oltre ai 2 litri d'acqua nella giornata consumiamo frutta fresca, verdura, abbiamo l'anguria, abbiamo il melone. tanta acqua, frutta e verdura quindi. E ovviamente mare. Alba in musica alla Villa Belvedere di Acireale per il concerto del solstizio d'estate a partire dalle 5:30, mentre le prime luci del giorno illuminavano il panorama. Il pubblico ha salutato l'ingresso della bella stagione sulle note dello spettacolo I Mangianastri raccontano De André, che ha proposto un viaggio attraverso alcune delle canzoni più belle del cantautore genovese. E cambiamo argomento, veniamo adesso alla vicenda del sindaco di Serra di Falco, eletto per il 3° mandato, anche se la legge siciliana non lo consente, un paradosso reso possibile, dicono i detrattori, dalle coperture della Lega. Le polemiche in scena al Punto. Maglio Viola. Non c'è pace nel centrodestra siciliano. Fra le tante cose che i partiti si sono detti nel vertice di maggioranza della scorsa settimana c'è anche un vulnus politico, ma anche normativo, che rischia di mandare gambe all'aria alle istituzioni siciliane. Protagonista un sindaco della Lega, Leonardo Burgio, rieletto per il 3° mandato a Serra di Falco, comune sotto i 15.000 abitanti, e proclamato sindaco nonostante la legge regionale lo vieti. Lui si fa forte della normativa nazionale che lo consente e di una sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato una legge della Valle d'Aosta che voleva vietarlo come la Sicilia. Uno scontro andato in scena durante la trasmissione Il Punto di ieri. Lui le oltraggia le istituzioni, perché se tu c'è una legge che dice che non ti puoi candidare, non ti candidi, punto. Se ti candidi dovrebbe intervenire qualcuno a prenderti con la camicia di forza e ti mette fuori, perché non è consentibile dare questo esempio negativo. Ma Burgio non intende dimettersi e considera il suo comportamento legittimo in forza della legge, nonostante tutti lo accusino di farsi forte soltanto della copertura politica della Lega. La sentenza della Corte Costituzionale non lascia assolutamente libera interpretazione. Appena ti dimetti, me lo dici, allora, che io vengo da te e ti stringo la mano. Allora, però le chiedo una cortesia, se invece un giudice dovesse darci ragione, lei può venirmi ugualmente a stringermi la mano? No, riconoscerò grazie. Che siamo in un sistema malato. Poi si aprirebbe un altro problema, che il voto dell'Assemblea regionale siciliana dinanzi a una sentenza della Corte Costituzionale non vale niente. La vicenda di Serra di Falco in provincia di Caltanissetta rischia adesso di essere l'esempio plastico del clima che si respira nella coalizione e più in generale nelle istituzioni siciliane. A Ragusa nasce un nuovo centro aggregativo giovanile realizzato nell'ambito del progetto Zero to Hero. Facciamo spazio al futuro per contrastare l'isolamento e il malessere giovanile. Veronica Barbarino. L'unione fa la forza, uniti siamo tutto. Questa scritta riemersa durante i lavori di ristrutturazione è oggi il simbolo di un progetto che guarda al futuro dei giovani. Dal recupero di uno storico edificio in centro a Ragusa prende vita il nuovo spazio aggregativo per ragazzi, promosso dalla Fondazione San Giovanni Battista e sostenuto dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Noi qua vogliamo fare comunità, vogliamo creare socialità, vogliamo che tutti si sentano un'unica famiglia, che insomma tutti possono vivere la loro dimensione ed esprimersi come meglio possono. Ci sarà tanto ascolto, tanto accompagnamento, ma saranno comunque loro, come dire, ad autocostruirsi e noi ad essere compagni di strada. I ragazzi tra i 10 e i 17 anni non saranno quindi solo semplici utenti, ma parteciperanno attivamente nella gestione, l'uso e la responsabilità degli spazi. 11 stanze e un giardino in cui portare avanti laboratori creativi e digitali, percorsi sportivi e iniziative culturali. Un intervento che restituisce non solo un immobile recuperato, ma soprattutto un nuovo punto di riferimento in città.
Si presenta in una gioielleria di Catania spiegando di voler regalare una collana alla compagna. Dopo averne visionato alcune, la coppia ha annunciato che sarebbe tornata più tardi per concludere l'acquisto. In realtà, approfittando di un momento di distrazione, sono riusciti a nascondere gioielli del valore di 5.000 euro nella borsa della donna. Sono però stati poi incastrati grazie alle telecamere di videosorveglianza. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa, torniamo tra pochissimo per parlare del gran ballo dei viceré. A Catania rivivono le atmosfere dell'Ottocento con il gran ballo dei viceré che si è svolto a Palazzo degli Elefanti. Orazio Longo. Foto di gruppo con ventagli. A Catania rivive l'Ottocento con il gran ballo dei viceré ospitato a Palazzo degli Elefanti. Abiti come una volta e musiche d'epoca per raccontare e tramandare una tradizione. Promuovere questi grandi palazzi, questi bei palazzi attraverso appunto l'organizzazione di questi gran balli. Ci siamo raccolti ballerini da tutta la Sicilia e anche da fuori per poter rivivere questi meravigliosi momenti dell'Ottocento, ma non perché vogliamo ritornare al passato, ma perché invece vogliamo creare quelle atmosfere, quella bellezza che era proprio tipica dell'Ottocento, quel romanticismo, quello voler stare insieme. Passi misurati, movimenti garbati per un tuffo nel passato, a ricordare una Sicilia che non c'è più ma che tanti l'hanno raccontata da Tomasi di Lampedusa. Come non pensare al gran ballo del Gattopardo con Alain Delon e Claudia Cardinale davanti a un Lancaster insuperabile, Principe di Salina, a Gate e Federico De Roberto. Una Sicilia rievocata e mai dimenticata, parte integrante del nostro DNA. Ci basiamo su quelle che sono i manuali di danza ottocentesca proprio tipici dell'epoca, c'è tutto uno studio dietro. L'evento è stato organizzato dalla Scuola di Danze Ottocentesche, Società di Danza. E dall'Ottocento ai giorni nostri con il tutto esaurito per l'unica tappa siciliana a Messina del tour mondiale di Eros Ramazzotti. Emanuela Corsi. Sono i ragazzi di oggi, anime nella città. Non solo ragazzi di oggi, tra i 40.000 spettatori che hanno preso parte al concerto di Eros Ramazzotti al Franco Scoglio di Messina, tappa siciliana di Una storia importante World Tour. Noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino. 2 ore di grande spettacolo nelle quali l'artista romano ha proposto i brani del nuovo album accompagnati dai grandi successi di oltre 40 anni di carriera. Una terra promessa, un mondo diverso dove c'è i nostri pensieri. Un imponente palco di quasi 500 metri quadrati, 5 maxi schermi e 2 passerelle che hanno permesso al cantante di avvicinarsi ed interagire da vicino con il pubblico. Sulle labbra rosse che ha, vorrei sentire. Ramazzotti, tra gli artisti italiani più conosciuti a livello internazionale, ha duettato con star del calibro di Tina Turner, Cher, Alicia Keys, Anastasia e Ricky Martin. E ci fermiamo, c'è un'altra pausa, torniamo tra poco con lo sport e con il Catania ancora a caccia del suo allenatore. A tra poco. Siamo al calcio, il Catania torna al casting per la panchina, Longo e Gorgone, i nomi del momento. Marco Carli.
Avanti un altro. Il Catania, recepita la virata di De Giorgio verso Empoli, deve chiudere con un'alternativa. Il progetto, che si vorrebbe biennale, non può ovviamente prescindere da una guida in panchina, da una rosa da modificare e da ringiovanire, alla ricerca di un'espressione di gioco migliore. E allora si guarda i nomi, con l'obiettivo di risolvere a ora un toto allenatore che sta diventando estenuante. Partiamo da Giorgio Gorgone, vice con stellone in panchina in varie piazze, poi capo allenatore per 2 anni a Lucca e la scorsa stagione a Pescara in B, con una squadra in grande difficoltà che da debuttante ha provato a salvare con un mese di marzo super, ma senza riuscirci, crollando nel finale. Allenatore elastico, negli ultimi anni ha giocato a 3, ma a Pescara da febbraio ha virato sulla linea a 4. Calcio propositivo come quello di Emilio Longo, giocava bene il suo Picerno come il suo Crotone, soprattutto l'ultimo anno. Partito dal 4-2-3-1, l'ha cambiato in 4-3-3 dopo il mercato di gennaio, crescendo nella qualità del gioco. È stato vicinissimo al Foggia, ma ora le cose potrebbero anche cambiare. Sullo sfondo ancora Diana o Troise. Dopo 2 trattative arenate, il Catania cerca la terza strada con l'obiettivo di arrivarci il prima possibile, anche perché Varrà poi sarà chiamato ad un lavoro non facile sul mercato, per l'alto numero di giocatori in rosa, per provare ad abbassare monte ingaggi e trovare qualche giovane interessante, in una stagione che non è ancora partita, ma pare già complicata. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, a tutti una buona domenica. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.